il Veneto è la partita più difficile. È molto difficile. Sono tanti anni che siete governati, adesso da Zaia, prima da Galan. È normale che questa sia una partita molto, molto, molto complicata. L'eredità tramandata da Galan a Zaia rende dura la sfida di Alessandra Moretti. Per questo un risultato di 6-1 sul piano nazionale avrebbe potuto essere soddisfacente, ma nulla esclude che Moretti potrebbe farcela. Molte sfide impossibili scorrono sullo schermo gigante del Comunale di Vicenza, sfide in cui la convinzione e la fiducia hanno trionfato e poi, dice Renzi, Alessandra ha già vinto. Quando ha detto io per correre in Veneto lascio la mia poltrona di parlamentare europeo. Ditelo ai Salvini! Anche perché adesso c'è un nuovo PD che vuole solo vincere. Ma ora il PD, ragazzi, è in una fase in cui non ne vuole perdere neanche mezza. Mi piace sta cosa, eh? Siamo stati anni a perdere, adesso... È ora di avere il coraggio di cambiare, ripetono in coro Moretti e Renzi. Lei ci crede, cambierà sanità, sociale, lavoro, grazie anche agli interventi del governo. Gli effetti del Jobs Act, proprio qui in Veneto, hanno avuto l'espressione più grande. 34.600 posti di lavoro nel primo trimestre. E Renzi non manca di chiarire nel Veneto del no la sua posizione sull'immigrazione. Mai detto che apriamo le porte a tutti senza preoccupazioni. No al buonismo. Contemporaneamente pensiamo che sia stucchevole e anche squallido giocare sulla pelle di queste persone per prendere mezzo voto in più, raccontando che sono loro i responsabili di tutto. Non mancano le gag. Io mi sono preparato le slide per la conferenza stampa e vabbè, però bello, positivo. Ma soprattutto non mancano gli applausi travolgenti dei sostenitori, perché il tempo stringe, al momento della verità mancano solo 10 giorni. E che noi non ci rassegniamo alla paura. In bocca al lupo Alessandra, in bocca al lupo a tutti voi.